tenuta a Venezia, nella sede del Consiglio regionale Veneto, una interessantissima conferenza stampa indetta da ETRA, alla presenza di Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico e energia della Regione Veneto, di Luciano Sandonà, presidente della prima commissione consiliare della Regione Veneto, di Flavio Frasson, presidente del Consiglio di gestione ETRA, di Domenico Lenzi, direttore generale ETRA, di Alberto Liberatore, direttore del servizio idrico integrato ETRA, di Roberto Parolin, direttore del servizio ambientale integrato, e del responsabile del progetto Francesco Zanovello. Non potevamo mancare noi di Prima Free. Allora, oggi presentiamo il nostro impianto di biometano che abbiamo realizzato a Bassano e che ci consente di trasformare il biogas che già veniva prodotto dal digestore di Bassano appunto in metano, che può essere immesso in rete o utilizzato per gli automezzi che piano piano compreremo per sostituire quelli esistenti più inquinanti. Una finalità quindi non solo ecologica ma anche economicamente importante? Assolutamente sì, è sostenibile da tutti i punti di vista, sia economico che ambientale. Chiaramente qui chiudiamo anche il circolo ecologico che parte da rifiuti organici che vengono appunto immessi in questo digestore, quindi producono biogas, biometano, e a questo punto l'economia circolare in questo modo è completata. Quindi quali prospettive adesso in futuro? Ma adesso abbiamo qualche difficoltà a trovare mezzi, stiamo per bandire una gara, ma sappiamo che i mezzi a metano non è così semplice da procurarseli. Stimiamo che con questo impianto di Bassano riusciamo a produrre metano per alimentare circa 250 mezzi, che sono quasi tutti i mezzi della raccolta dei rifiuti, e quindi pensiamo di utilizzarla principalmente per quella, con l'immissione in rete di SNAM, perché i nostri mezzi saranno dislocati in parte a Bassano, in parte a Rubano e in parte a Campo San Piero, però potremmo riprendere dalla rete il metano prodotto. Ma il progetto consiste in un impianto che purifica il biogas che è già prodotto allo stato attuale dall'impianto del polo rifiuti di Bassano, e consiste sostanzialmente in una depurazione di questo biogas per ottenere del biometano che può essere immesso in rete con specifiche estremamente qualitative, che può essere utilizzato per l'autotrazione. È entrato in funzione a metà settembre, dopo 1 anno e 2 mesi di lavori. La data di settembre è assolutamente necessaria centrarla, perché con l'avvio dell'immissione in rete del primo metro cubo di biometano abbiamo potuto accedere ad un'incentivazione piuttosto importante. Stiamo parlando di 0,6 euro a normale metro cubo, che corrisponde circa a 1.800.000 euro annui di contributi che entrano nelle casse di ETRA. Sì, oggi la produzione del primo metro cubo di metano è un progetto da 6,5 milioni circa di euro che va a termine, però tenete presente che l'aspirazione di ETRA è quella di riuscire a diventare autosufficiente dal punto di vista energetico, quindi biometano, biogas, ma anche fotovoltaico, tanto fotovoltaico. È l'unica maniera che abbiamo per tenere sotto controllo l'aumento dell'energia e quindi l'aumento delle bollette. Quindi riuscire a piazzare su tutti quanti gli spazi che noi abbiamo, sono moltissimi, perché penso che siamo intorno ai 45.000 metri quadri di tetti dove poter montare il fotovoltaico per poter produrci l'energia elettrica che consumiamo. Tenete presente che i nostri impianti sono impianti fortemente energivori, quindi abbiamo un costo pauroso di bollette di energia elettrica, quindi l'autoproduzione è l'unico sistema. Sì, è un passo in avanti importante. Tenete presente che per esempio l'impianto di Campo San Piero, dove produciamo biogas che utilizziamo per la produzione di energia elettrica, ha già quasi 20 anni e oltre di tempo, quindi questo è un passo avanti per la produzione. L'altra questione è che noi puntiamo ad avere il biometano per i nostri automezzi, la nostra flotta, quindi riuscire a essere autosufficienti dal punto di vista del carburante per i nostri mezzi è già un passo avanti, anche questo come vi dicevo prima, per tenere le bollette sotto controllo. Io mi sono fermato un po' di più, un'intervista sul personale con Flavio Frasson. I rifiuti diventano materie prime, molto interessante.
Sì, di fatto per questi cicli di lavorazione il rifiuto diventa materia prima e quindi non è più uno scarto, ma è un prodotto che lavori, che trasformi, che ricicli, che riutilizzi. Etra sempre in prima linea. Beh, Etra è una grande azienda, ha una grande tradizione e dobbiamo continuare a investire in tecnologia e soprattutto alla ricerca di nuovi mercati dove piazzare i rifiuti, evidentemente. Etra con il suo presidente Flavio Frasson raggiungerà traguardi importanti. Ma lo spero, insomma, io devo sempre ringraziare la struttura perché ho una struttura con dei dipendenti fantastici, un consiglio di gestione unito, compatto, che condivide le scelte con i sindaci soci. Ecco, c'è questo colloquio sempre continuo con i sindaci, quindi con la massima trasparenza. Quindi noi ci stiamo ponendo obiettivi importanti sulla lunga distanza, soprattutto se arriverà, come speriamo entro la fine dell'anno, l'affidamento di tutto il servizio ambientale in house a Etra da parte del bacino. Quindi non mi resta altro da dire che Etra gode ottima salute. Senz'altro, da questo punto di vista Etra, lo dico ai cittadini ma lo dico anche ai soci sindaci, è un gioiellino che va bene ed è sana sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista, diciamo così, del know-how umano. Questo è un impianto straordinario. Primo motivo perché si produce un carburante assolutamente ecocompatibile e questo sappiamo quanto importante sia, ma perché lo si fa anche usando deiezioni animali e usando rifiuti organici. Quindi questa volta non si usa cibo sano, cibo buono per produrre energia, per produrre biometano. No, lo dico perché io ho sempre fatto una battaglia su questo. In un mondo dove 1 miliardo di esseri umani soffre la fame, immaginare di usare cibo sano per fare energia elettrica o per fare biogas, insomma, lo trovo davvero eticamente non accettabile. Questo invece è un impianto di assoluta economia circolare. E su questo voglio anche sottolineare che il nostro territorio, la Regione Veneto, è la regione che ha il maggior numero di imprese d'Italia che lavorano nell'ambito dell'economia circolare. Quindi, come dire, c'è una sorta di filiera assolutamente positiva da un punto di vista proprio ambientale e delle energie rinnovabili. Etra fa con questo impianto davvero un'iniziativa straordinariamente importante per il nostro territorio. Un plauso a Etra e ai comuni che hanno voluto questo tipo di impianto. È un'iniziativa senz'altro all'avanguardia, noi siamo felici di presentarla qui oggi in Consiglio regionale. Ringrazio tutta la governance di Etra, l'assessore Marcato per essere presente qui oggi con noi ed è davvero un'iniziativa importante per tutti noi. Etra è un'azienda del territorio, un'azienda di servizi che eroga servizi a 70 comuni del territorio e che ha un grado di soddisfazione dell'utenza che è molto alta e quindi questo contribuirà sicuramente ad aumentare ancora di più la stima, l'autostima dell'azienda stessa, ma la stima che ha anche il territorio e l'utenza nei confronti dell'azienda Etra.